Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dell'autosabotaggio, dell'autofatturazione, insomma di tutte quelle situazioni in cui le persone amplificano le proprie sensazioni negative. Capita spesso, cari miei, che molte volte le cose ce le inventiamo noi e ci costruiamo in senso negativo ma anche in positivo delle situazioni sfavorevoli. Vi voglio raccontare due casi. Uno che non è stato un autosabotaggio. Anni fa ho conosciuto un uomo che lavorava per l'edilizia, un uomo che veniva dal Portogallo, che non ha mai creduto alla magia, non ha mai voluto metterci mano, fin quando un giorno suo fratello stava per sposare una signora. Questa signora era una signora normale, ma la mamma era contraria. Allora, cosa è successo? È successo che questa signora si è rivolta a un esoterista per bloccare questo matrimonio, così mi raccontò quel muratore. E al giorno del matrimonio il fratello si mise a vomitare ciocche e ciocche di capelli. E lì questo muratore, cioè il fratello che parlava con me, si è reso conto che la magia esiste. E lì non c'è una questione di autofatturazione, ma l'autofatturazione è anche il volere estrapolare o mettersi a combattere con esoteristi senza avere cognizione di causa o perché per qualche anno si è letto qualche libro, si è scimmiottato qualche operazione magica. E anche lì si porta dei danni immensi perché si sa come si parte, ma non si sa come si arriva. Quindi non bisogna sopravvalutarsi. Purtroppo noi viviamo un periodo di New Age, no? Di New Age che basta che uno si sveglia la mattina, prende qualche libro che trova in qualche libreria online e subito si sente un mago, si sente un Harry Potter. Ma non è così che funziona il disegno, non è così che funziona il gioco, non è così che funziona l'esoterismo. Nell'esoterismo ci vogliono anni, 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 vite, vite, vita di esercitazione, di professione, di lavoro. Lavoro prima su noi stessi e poi di lavoro verso gli altri, se ce la sentiamo, perché non è che è detto che un mago deve per forza lavorare per gli altri, può lavorare solo poi per se stesso e per mago intendo dire un mago rosso, non un mago bianco, un mago nero, intendo dire un cabalista, qualcuno che è arrivato su in cima alla scala e al massimo può aiutare quelli simili a lui. Invece gli altri, quelli che fanno questi tipi di autosabotaggio pensando di essere all'altezza di scacciare, purificare, certo, certo, il vostro Marietto di Legarda danno delle dritte, dei consigli, no? Però c'è sempre questo però che alcune cose è come andare dal dentista, cioè voi vi potete pulire i denti, no? È come pulire il campo energetico di una casa con qualche circuito. Vi potete anche fare un risciacquo col colluttorio, magari, no? Però dal dentista ci dovete andare. E lo stesso è dall'avvocato o dal giardiniere. Voi potete prendere la tagliaerba e incominciare a tagliare il giardino, però è chiaro che per tagliare un ramo a una pianta di 5 metri ci pensate due volte piuttosto che andare su in cima e con il coltellino per tagliare l'insalata, tagliare. Cioè, ci vuole, ognuno deve fare il suo mestiere, perché alcune volte mi contattano persone, no? Che pensano che basta chiedermi, ma guarda quel video là, come l'hai spiegato, come si può fare? Signori, se contattate il Garma Elettroiniziano sapete sempre che c'è un costo, non siamo qui a perdere tempo o a mettere video perché non sappiamo cosa fare, ma abbiamo un compito di divulgare la radionica, la magia e chiaramente per chi ci sostiene, noi siamo qui per loro. Allora, perché l'autofatturazione? Perché molti, entrando in questo mondo pensando che basta scimmiottare, incominciano in un certo senso a voler fare, ma più che a voler fare, stanno facendo delle invocazioni e quindi di conseguenza attirano solo gente
negativa. L'altro giorno parlavo con una persona che praticamente aveva in casa una struttura energetica e non si stava rendendo conto che al posto che rinforzandosi energeticamente si stava praticamente cuocendo a livello eterico. Però questo non è per tutti, bisogna capitare con le persone giuste che ci spiegano la strada giusta. Quindi attenzione a chi vuole fare il dentista solo perché ha in mano uno spazzolino, attenzione a quelli che pensano di essere dei bravissimi giardinieri avendo a casa il coltellino per tagliare le patate e per spelare le patate pensando di riuscire a potare un albero di 4-5 metri. Attenzione a tutti quelli che, perché basta una parolina, trovo il parcheggio e se quel giorno sono stato fortunato penso di diventare un Harry Potter in pochi mesi. Attenzione, quindi metto un circuito che ho già messo in altre pillole, ho spiegato come si usa, per stare lontano dagli autosabotaggi, dalle autofatturazioni. In modo che sappiate che dovete fare il passo secondo il piede. Non è che perché oggi vi alzate la mattina alle 5 e fate 4 chilometri, domani siete pronti per fare la maratona di New York, no? Perché ho conosciuto gente che poi è morta di infarto perché non sapeva il suo potenziale. O non è che voi andate a fare un trekking sulle Dolomiti e domani mi partite per l'Himalaya. Signori, dovete sapere che tutto ha un costo, ha un costo anche nella vita. E quindi non è che potete entrare a parlare con dei maghi esperti e perché li avete contattati 4-5 volte, comprate due libretti e infatti invocazioni di energie basse e poi dopo ci contattate perché non sapete più come far scappare questi geni bassi perché ormai vi hanno infestato la casa e sentite sempre sbattere le porte, di notte vi svegliano e vedete i diavoletti. Signori, ognuno deve fare il suo mestiere, ognuno deve fare secondo la sua gambetta, non essere autofatturati, non immaginarsi di essere dei corridori se magari alla mattina vi svegliate per un paio di mesi e portate il cane a spasso. Ognuno deve capire il suo periodo storico, deve capire chi è, si deve fare un grande punto di domanda e non farsi trascinare dai facili entusiasmi. Perché, come vi ho spiegato in altre pillole, le guerre durano 30, 40, 50 anni e prima di partire in guerra si prepara anni e anni e anni. Non è che la Russia si è svegliata ieri e ha deciso di invadere l'Ucraina. Dietro questo progetto, che è partito dopo la seconda guerra mondiale, c'era uno studio, come si dice, un programma, no? Fatto dalle migliori menti russe, no? Quindi tutto quello che vi dicono anche alla TV dovete sempre prendere e filtrarlo sempre con le pinze, eh? Non credere mai a questi pifferai massi. Bene, cari amici, detto questo pippone, il vostro Manrietto vi chiede che se volete avere un consulto da Hildegard Maria Treviziano, noi siamo sempre qui per voi. Grazie e alla prossima, ciao.